tutti contro Girgenti Acque. Non solo i cittadini esasperati per i continui aumenti, ma anche dei tagli agli allacci idrici ad utenti morosi anche per necessità, ma anche le associazioni di consumatori scendono in campo. La Federconsumatori di Agrigento, tramite Elenia Capodici, insieme ad Adiconsum, ADOC, Unione Nazionale dei Consumatori e Movimento per la Difesa dei Cittadini, interviene dopo il caso del pensionato morto a Lucca Sicula per infarto durante un intervento di taglio dell'acqua per morosità ad opera proprio di Girgenti Acque ed a seguito anche di un altro taglio dell'acqua per morosità interrotto dall'aggressione da parte di un ravanusano a danni di un operaio proprio di Girgenti Acque. Per i sindacati la misura è colma, le tariffe di Girgenti Acque sono da cambiare. Riteniamo che il distacco per morosità riguardo ad un servizio essenziale come quello dell'acqua non debba essere posto in essere. Girgenti Acque, come fanno le aziende nazionali che erogano energia elettrica o altri servizi, al massimo potrebbe ridurre la portata idrica, ma non sospenderla. E poi bisogna valutare da caso a caso, prosegue la nota dell'associazione. Ci risulta, si conclude, che in alcune occasioni il distacco sia stato eseguito malgrado l'entità della bolletta non pagata non fosse molto rilevante. Insomma, Girgenti Acque nel mirino dei cittadini e delle associazioni dei consumatori per la gestione di un servizio che provoca non poche deficienze. Ma le polemiche contro la società che gestisce il servizio idrico in provincia non finiscono qui. Il malcontento è alimentato anche dai turni di distribuzione che in alcune zone della città e dei quartieri, soprattutto quelli del capoluogo, sono lunghi e quando l'acqua finalmente viene erogata o c'è poca pressione oppure viene chiusa dopo poche ore, non dando la possibilità alle famiglie di riempire le cisterne. La situazione sta via via degenerando, la gente si è stancata di una società che evidentemente non opera nel migliore dei modi, una società che è molto solerte nel controllare eventuali reti o allacci abusivi, ma non altrettanto solerte a rendere il servizio migliore e più snello. Hanno ragione le associazioni dei consumatori e i sindacati, le tariffe sono da cambiare, sono le più esose d'Italia, l'acqua da Agrigento e provincia vale più dell'oro che da qualche mese ha cominciato a perdere il proprio valore. È mai possibile che un bene primario come l'acqua sia così caro? I nostri politici perché non cominciano a smuovere le acque in tutti i sensi? Sono loro i primi colpevoli con il proprio silenzio, un silenzio che non è più accettabile dinanzi ai dati che vengono forniti dalle altre società che si occupano di distribuzione idrica in tutta la penisola.